Allora, raccontateci questa bellissima tradizione della sfilata con i trattori. È una tradizione che la facciamo quasi ogni anno. L'anno scorso non l'abbiamo fatta a causa del Covid, altrimenti va bene così. Da dove siete partiti? Siamo partiti dal campo sportivo, siamo fatto Riva Secca, Riva Grassa, tutte le strade. E siete scesi da... E siamo scesi da Riva Secca. Le emozioni? Ah beh, è bellissimo perché comunque si vedono tutti i luoghi tipici del paese, i colori dell'autunno e poi puoi assaporare veramente i piccoli dettagli che magari di solito nella vita quotidiana non si riesce a vedere, e soprattutto per chi viene da fuori è sicuramente una sensazione bellissima, perché è un riscoprire la natura che ancora qui a Segusino è preservata e con queste manifestazioni valorizzata. Sì, per fortuna quest'anno siamo riusciti a ripartire, anche se con una versione modificata della fiera, dove appunto si è ceduto un po' rispetto allo storico, quindi all'ambito più della fiera mercato degli animali come era una volta. Rimane la parte mercato, non più degli animali, però si mantiene un po' di tradizione, quindi c'è stata la solita sfilata dei trattori, comunque ci sono tutta una serie di offerte, di proposte in linea con quella che è la fiera, quindi anche un attirare gente nel nostro territorio, che ho visto che viene anche da distante, far vedere, far conoscere insomma quello che stiamo facendo, quello che facciamo, e quindi siamo contenti di essere potuti ripartire. Chiaramente per il Covid si è dovuti cedere a qualche compromesso, però abbiamo provato questa nuova formula per garantire al massimo la partecipazione di tutti, invece di fare il solito capannone, fare una cosa più itinerante secondo noi, che con l'appoggio, più che altro la realizzazione da parte della Proloco, si prova e vediamo come va. Ci sembra insomma allo stato attuale che l'affluenza e l'adesione sia stata tanta, quindi siamo contenti. Ha citato la Proloco, quali realtà vuole ringraziare per questa fiera? Allora, in realtà la Proloco in primis, perché è quella che si adopera di più per tutte quelle proposte che riguardano appunto la cultura e il turismo del paese, gli alpini e tutte le associazioni di volontariato, Drio della Stella, tutte le associazioni che in qualche modo danno una mano per dare contenuti, per farsi vedere e per far vedere quello che fa la comunità. Sheepdog, cosa significa? Letteralmente significa cane da pecore. Lo sheepdog, prima ancora di essere un'esibizione cinofilo-sportiva, è un antico mestiere di pastorizia con origini anglosassoni. In Gran Bretagna appunto la selezione degli ovini è da sempre stata orientata verso la produzione di animali da carne e da lana piuttosto che da latte, e tale tipo appunto di allevamento, prescindendo dalla mungitura, limita decisamente l'intervento umano sul bestiame. Da sempre quindi immense greggi di pecore sono state lasciate al pascolo per lunghi periodi di tempo, fino proprio al momento della tosatura, e per effettuare questa operazione, affinché il recupero degli armenti potesse avvenire in maniera veloce senza l'utilizzo di risorse umane da impiegare in altre mansioni, divenne insostituibile l'opera di questi sheepdogs, questi cani da pastore che da sempre sono stati selezionati per la loro capacità di condurre il gregge senza abbaiare o mordere. Le prime competizioni fra pastori, i trails, iniziarono già nel 1800 e proprio nel 1873 a Bala in Galles fu organizzata la prima competizione di pastori, fino a poi ad essere il tutto regolamentato, fino ad arrivare appunto allo sheepdog moderno, che è una disciplina sicuramente molto complessa e che sa regalare delle emozioni indimenticabili. Con la comunità messicana dell'Alta Marca e quindi di Segusino, Violetta, spiegaci questa bellissima esposizione dell'Altar de Muertos. Guarda, è un'esposizione che abbiamo pensato appunto per la preparazione del gemellaggio che faremo il prossimo anno tra Segusino e Cipilo. Allora, noi abbiamo pensato di fare appunto a novembre, cominciare con questa attività, che è un altare per i giorni dei morti. Noi di solito in Messico facciamo un altare che comincia il giorno 28, noi abbiamo cominciato un po' prima, appunto per avere l'opportunità di dare alla gente più spazio di vederla. Allora, per noi è molto importante questa celebrazione per i morti, intanto perché
crediamo che i morti non vadano solo al di là e basta, sino che tornano ogni anno a farci compagnia. Allora, non è una cosa scabrosa, sino che è proprio una celebrazione molto sentita, perché sono i tuoi cari che vengono e stanno con te dal 1 novembre al 2. Stiamo di solito al cimitero tutta la notte con canti, con musica, orazioni, e stiamo là quasi tutta la notte, si addobbano le tombe, ma anche dentro nelle case puoi trovare anche questo tipo di altari.